Restrizioni sì, ma a tempo, perché anche noi non riusciamo a sopportare questa economia di guerra oltre un certo limite. Questa è la posizione del Veneto guardando alla guerra in Ucraina e le sanzioni a Putin. Embargo che l'Europa si appresta ad accrescere mettendo ancora più in difficoltà non solo l'economia russa, ma anche la nostra. E noi peraltro stiamo vivendo un'economia di guerra senza le bombe. Quanto potremmo andare avanti in queste condizioni con le materie prime schizzate verso l'alto? Poco. Stiamo parlando di Appunto, settimane, non di mesi. per questo il Presidente del Veneto torna a ribadire un cambio radicale del piano europeo post-Covid. Bisogna che il governo e che i governi creino il substrato perché questo accada. Quando io ho proposto più volte rivediamo il PNRR per diventare autonomi energeticamente, autonomi con le materie prime, mi hanno sempre risposto che il PNRR va bene così. Cosa volete che vi dica? È stato progettato bene, ma è stato progettato prima della guerra. Un cambio fondamentale per dare risposte al ceto medio, per il quale Zaia è particolarmente preoccupato. È un momento nel quale molte famiglie non sbarcano il lunario, è un momento nel quale ci arrivano le bollette sono il doppio di quelle che ricevamo comunemente. È un momento nel quale noi dobbiamo solo sperare che finisca velocemente, si aiutino le famiglie con norme nazionali, le famiglie meno abbienti, le famiglie che hanno difficoltà. È un momento nel quale tutti noi dobbiamo lavorare perché questi facciano la pace. Noi non possiamo vivere di prove muscolari, non ci servono a nulla. È una soddisfazione magra pensare di aver vinto, ma con un bilancio di morti da paura, morti di guerra e morti di fame.